Giornata di maltempo in Veneto dopo la bomba d'acqua di ieri sera, ancora il territorio vicentino maggiormente colpito in queste ore con altra grandine, allagamenti, auto bloccate nei sottopassi e sott'acqua il seminterrato dell'ospedale di Sant'Orso. Il maltempo ha avuto ripercussioni anche sul caso del rogo di Brendola con il cedimento delle barriere anti-inquinamento, intanto l'ARPAV rassicura sulla presenza di diossina nell'aria ma è allarme per le acque e la moria dei pesci. Via libera la TAV della Brescia-Padova, il Ministero dei Trasporti ha pubblicato online l'analisi dei costi-benefici, Zaia ok ma si è perso tempo, bisogna lavorare in fretta, Vicenza il sindaco Rucco esulta. Tragico schianto in Comelico, una giovane di 26 anni perde il controllo dell'auto, invade la corsia opposta e si scontra con un pullman, è morta. Condannato a 15 anni il trader di Portogruaro Fabio Gaiatto, accusato della mega truffa da 70 milioni ai danni degli investitori. Bisogna tutelare la Liga Veneta, l'appello dell'ormai ex segretario del Carroccio Veneto Gian Antonio D'Area al neocommissario il salviniano Lorenzo Fontana, intanto non si placano i malumori nel partito. Roberto Marcato, ieri sera 20:10, qualcuno soffia sulla divisione. Sicurezza sui mezzi pubblici, dopo il nostro servizio sull'autista alla guida del bus con il cellulare scatta la verifica CTV. Più di 50 titoli per oltre 220 serate di spettacolo tra Venezia e Padova, il Teatro Stabile del Veneto presenta la nuova stagione. E dunque buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto, si è appena conclusa la violenta ondata di maltempo, almeno in quest'area di San Biagio e Roncade, con una violentissima pioggia che spinta dal vento ha portato anche grandine, ma il maltempo ha sferzato di nuovo il Vicentino, colpito in queste ore la zona di Asiago, Schio, Sant'Orso, dove è finito sott'acqua il seminterrato dell'ospedale. Chicchi di grandine, grandi come albicocche, e poi il vento forte che scoperchia tetti, abbatte alberi fino ai fulmini che si scaricano sulle case. Nel giro di qualche minuto si è scatenato l'inferno, l'attesa perturbazione più che rinfrescare ha lasciato a terra un tappeto di danni a Vicenza e provincia. 50 le chiamate alla centrale dei vigili del fuoco, 25 gli interventi effettuati. Dei 9 interventi fatti da MCPS, 2 riguardano sottopassi che sono stati parzialmente allagati e gli altri allagamenti localizzati appunto su delle vie della città, soprattutto sulla zona ovest. Paura incontra San Marco per un fulmine caduto sul tetto di una casa, causando un principio di incendio tempestivamente bloccato dall'intervento dei vigili del fuoco arrivati sul posto con 3 mezzi. Scantinate e strade allagate ripropongono la questione caditoie. Sul piano caditoie ci stiamo lavorando, sono più di 30.000 in città, quindi sono molte, abbiamo delle segnalazioni di priorità chiaramente sulle quali stiamo intervenendo, però la pioggia di ieri sera è stata veramente importante, tanto che i problemi non si sono verificati solo a Vicenza città ma anche e soprattutto nei comuni limitrofi in tutta la provincia di Vicenza. Ed è infatti la provincia ad avere la conta dei danni più pesanti, con il vento che ha sferzato il territorio scoperchiando un capannone ad Arzignano, il palazzetto a Montecchio e la tensostruttura della Sagra ad Altececcato, divelto cartelli stradali, scoperchiato un distributore a Malo, per non parlare di alberi e rami. La grandine ha fatto il resto, colpendo anche il mondo agricolo con danni ingenti a Montecchio, Cornedo, Brogliano, Castelgomberto, ma anche Nanto, Brendola, Longare, Arcugnano e Fimon. Una grandinata violenta che ha colpito le culture del momento, verdure e frutteti, mandando in fumo un intero anno di coltivazioni già provate dall'inizio difficile. E il maltempo ha avuto ripercussioni anche sul caso del violentissimo rogo dell'azienda di vernici a Brendola con il cedimento delle barriere anti-inquinamento. Intanto l'ARPAV rassicura, i dati non riportano preoccupazioni per la diossina e allarme però per le acque con la moria di pesci. Nemmeno il tempo di spegnere tutti i focolai che i vigili del fuoco a Brendola si sono trovati di fronte ad un'altra emergenza. Il violento temporale che si è abbattuto sulla zona ha causato la rottura della barriera di contenimento delle acque inquinate derivati dallo spegnimento del rogo dell'azienda di vernici. Immediato è scattato l'allarme, decine di uomini hanno lavorato tutta la notte tra Cologna Veneta e Lonigo per evitare che l'inquinamento raggiungesse i canali di irrigazione e rimanesse circoscritto. E se l'ARPAV tranquillizza sulla non presenza di diossina
mattina sui social continuano a girare video che mostrano la moria di pesci sul fiumicello Brendola, effetto del devastante incendio. Moria confermata anche dalle analisi arrivate in giornata dal campione nel fiumicello poco dopo la confluenza col rio Signoletto, alimentato dalle acque di spegnimento. Le analisi evidenziano la presenza di composti legati ai solventi che, combinate con le alte temperature del periodo e le già basse condizioni di ossigeno, hanno portato alla morte dei pesci. La presenza di tensioattivi nelle acque superficiali è invece la causa del formarsi una persistente schiuma che aggrava ulteriormente l'ossigenazione dell'acqua. In via dell'Orna a Brendola intanto chi vive e lavora a fianco all'azienda andata a fuoco deve fare i conti comunque con un persistente odore acre di fumo. La magistratura, come succede sempre in questi casi, ha aperto un fascicolo d'inchiesta al momento con il reato di incendio colposo. La magistratura farà il suo lavoro, io sono a disposizione qua per seguire tutte le varie vicende, se hanno bisogno di carte e quant'altro in comune sono là. Da capire se l'azienda avesse o meno un'autorizzazione integrata ambientale. Dovremmo verificheremo a livello di carte anche nostre se c'è stato questo rinnovo, questa cosa, però adesso gestiamo l'emergenza e poi sulle inadempienze o le autorizzazioni o quant'altro lo vedremo da domani. In queste ore la magistratura sta acquisendo tutti i documenti. Nei prossimi giorni il pubblico ministero Cristina Carunchio dovrebbe effettuare un sopralluogo nell'azienda divorata dal fuoco. Auto contro pullman e muore una 26enne di Auronzo di Cadore, lo schianto è avvenuto nel territorio del Comenico Superiore. Secondo la ricostruzione dei carabinieri l'utilitaria a bordo della quale la giovane viaggiava sarebbe uscita dalla propria corsia all'altezza di una curva, andandosi a scontrare con un pullman che procedeva in senso opposto. L'automobilista cadorina, sola a bordo, è morta all'istante. Sul posto hanno operato anche SUEM e vigili del fuoco. Via libera intanto alla TAV Brescia-Padova. Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato online l'analisi costi-benefici proprio da alcune ore. A Vicenza il sindaco Francesco Rucco esulta. TAV, voce del verbo fare. Quando la politica è quella dei fatti e non delle parole, vuol dire che si respira aria buona. E oggi la notizia è positiva. Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato online l'analisi costi-benefici per l'alta velocità Brescia-Verona-Padova. Costo totale 8 miliardi e 700 milioni di euro. Sul pezzo anche il Ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che nel suo ultimo viaggio veneto aveva già detto che la TAV a nord-est non è mai stata messa in discussione. La TAV in Veneto non è mai stata bloccata, lo voglio proprio ribadire con la totale sincerità, non è mai stata bloccata semplicemente perché non è mai stato posto un veto su quell'opera. Nessun veto politico sulla TAV veneta, una grande opera che non si ferma ma va avanti. Il ministro però richiama alcune modifiche che nelle intenzioni dovrebbero migliorare i termini di sostenibilità ed efficienza. Nell'analisi costi-benefici pubblicata online infatti viene chiesto il rispetto di ben 300 osservazioni che fanno capo all'osservatorio ambientale. L'obiettivo è rendere la linea a 4 binari più flessibile e adatta per i pendolari. In effetti il raddoppio dei binari, che passeranno da 2 a 4, servirà a migliorare la linea dei treni merci e dei treni regionali, che non verranno più rallentati per dar la precedenza agli Eurostar. Quella è un'opera strategica che va fatta, punto. Una grande notizia è quella di oggi, il via libera alla TAV sulla Brescia-Padova. Riteniamo che sia una vittoria importantissima per il nostro territorio, dove tutti, sindaci, parti politiche, parti sociali, categorie economiche hanno lavorato insieme per raggiungere questo momento storico per il nostro territorio che vedrà lo sviluppo di un'infrastruttura importante e determinante. Lavoreremo già nei prossimi giorni con RFI, con i tecnici, per lavorare sulle controdeduzioni e le osservazioni del progetto preliminare per l'attraversamento di Vicenza, e questo sia veramente un inizio di un percorso che deve essere assolutamente accelerato. L'autostrada 4 è stata chiusa dalle 16:10 entrambe le carreggiate per un'autocisterna in fiamme al chilometro 371-800 ovest in direzione Milano. Il mezzo pesante ha preso fuoco in una piazzola di sosta tra il bivio A4 A57 a Rino e Padova Est. Non si segnalano conseguenze per le persone. Postrade e vigili del fuoco hanno disposto la chiusura dell'autostrada in entrambe le direzioni per facilitare l'intervento ovviamente di spegnimento. Alle 16:35 è stata autorizzata la riapertura della carreggiata est in
direzione Trieste. Ora la truffa Venice Investment Group, è arrivata la condanna per il trader di Portogruaro Fabio Gaiatto. 15 anni e 4 mesi, 36.000 euro di multa, oltre a un risarcimento di 50.000 euro al comune di Portogruaro per danni all'immagine. 1.000 euro ciascuno a Codacons e Feder Consumatori. È la sentenza emessa dal GIP nei confronti di Fabio Gaiatto, il trader 43enne di Portogruaro, che ha rinunciato a comparire oggi in udienza per il processo sulla mega truffa della Venice Investment Group. Ai risparmiatori Gaiatto dovrà restituire il 100% dei soldi investiti, cui si aggiunge un 30% di danno non patrimoniale. Disposta la confisca dei beni, delle cambiali croate e dei diritti di credito relativi ai finanziamenti abusivi. Per il 43enne anche la condanna all'interdizione dai pubblici uffici. Gaiatto è il principale imputato nella mega truffa della Venice Investment Group, in cui sono stati fatti sparire oltre 70 milioni di euro di migliaia di investitori. Il procuratore di Pordenone, in qualità di PM, aveva chiesto per il trader una condanna a 9 anni per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata, abusivismo finanziario e autoriciclaggio. A marzo la compagna di Gaiatto, la 32enne Romani di Lignano, per gli stessi reati del fidanzato aveva invece patteggiato 4 anni e 2 mesi e 10.000 euro di multa. Oltre a loro due sono una decina le persone coinvolte nell'inchiesta. Sapete, riparte la macchina dei rimborsi ai risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie, tra le quali Banca del Popolare di Vicenza Veneto Banca. Gli obbligazionisti delle banche che già hanno ottenuto l'indennizzo all'80% possono già richiedere al Fondo di Solidarietà l'integrazione del 15% prevista con la manovra, mentre per i nuovi accessi si dovrà attendere ancora un po'. Il nuovo meccanismo è stato messo a punto con la legge di bilancio per il 2019 e integrato con il decreto crescita appena licenziato dal Parlamento. L'apertura del sito alla presentazione delle nuove istanze dovrebbe scattare entro fine luglio e la data di partenza per la finestra di 6 mesi per presentarle dovrà essere fissata con un ulteriore decreto, così come sarebbe in corso di istituzione l'apposita commissione tecnica che ha il compito di verificare le domande per chi supera le soglie di reddito e patrimonio per accedere all'indennizzo automatico, ma soprattutto è stata allargata la platea, così come stabilito dal testo appena licenziato. Adesso veniamo invece alla politica con notizia di ieri del tardo pomeriggio. Il commissario della Liga Veneta e il ministro Lorenzo Fontana, veronese, e ora abbiamo sentito due reazioni. Una di queste è quella dell'assessore allo sviluppo economico Marcatu, che parla delle famose divisioni presunte o vere all'interno della Lega di questa area, e l'ex commissario uscente Tony Darè. La priorità ovviamente è l'autonomia e il carroccio di questa latitudine. È chiaro che bisogna in questo frangente tutelare la Lega Nord, in particolare la Liga Veneta, che è stata un partner importantissimo in tutti questi anni e lo è ancora, diciamo, a grandissimi livelli. È fisicamente a Strasburgo in questi giorni, neoeletto europarlamentare del Carroccio, ma lo sguardo sul Veneto certo non manca. Chi il partito l'ha guidato nel territorio per 3 anni e mezzo. Dalle macerie del dopo Tosi al 49% delle ultime elezioni. E l'appello di Gian Antonio Darè, tutelare la Liga Veneta, non è casuale, perché arriva proprio a poche ore dalla nomina di chi lo sostituirà. Il ministro Lorenzo Fontana, nominato commissario della Lega in Veneto. Il veronese Fontana, ma soprattutto il Fontana fedelissimo di Salvini e da lui scelto. Una nomina che potrebbe non aver curato tutti i mal di pancia nella Lega, in subbuglio fin da quando ci fu lo stop al capogruppo in regione Nicola Finco proprio per il ruolo di commissario, con i successivi veleni per la scarsa considerazione del leader Salvini nei confronti del Veneto. Anzi, la scelta di Fontana, secondo non pochi osservatori, potrebbe essere il primo passo della salvinizzazione del Carroccio in Veneto. Questi sono termini che non mi piacciono, che non ci sono e che non esistono. Esiste, diciamo, un leader in questo momento molto importante e carismatico, qual è Salvini. Abbiamo assieme a un altro leader straordinario e carismatico che è Luca Zaia. I vertici del partito continuano a negare i malumori del leader per l'enorme consenso del governatore, ma che su questo ci siano problemi dall'interno sembra confermato dalle parole di Roberto Marcato. Io ho paura invece che ci sia qualcuno che su questa roba qua un po' ci marci, nella speranza che in una ipotetica frattura fra i due possa raccogliere qualche briciola.
però tranquillizzo tutti, anche questi all'interno del partito. Sì, ho l'impressione che c'è qualcuno che soffia all'interno del partito su questa presunta divisione. Cioè lei dice non il PD, qualcuno della Lega. Ma sicuramente. Da Strasburgo D'Arè cerca di gettare acqua sul fuoco, i contrasti ci sono sempre stati, dice, come dappertutto. Quando si fa i segretari si fanno delle scelte, chi è scelto è contento, chi magari non è scelto è molto meno. Tutto ciò mentre si gioca in queste ore la partita cruciale dell'autonomia, il vertice a 3 tra il premier Conte e i vice premier Salvini e Di Maio, già annunciata come riunione fiume ma di svolta in un senso o in un altro. Anche di qui potrebbe passare il futuro nei rapporti interni a un Carroccio veneto che da tempo si sente messo in secondo piano dai vertici di Via Bellerio. Non c'è pace per Jesolo, ancora nel mirino di una giovane banda di malviventi, questa volta ai danni di alcuni turisti che sono stati derubati. Jesolo ancora nel mirino di bande di malviventi dopo la baby gang che qualche giorno fa ha aggredito 3 bagnini. Ora ad agire sono 3 giovanissimi trevigiani che hanno messo a segno una rapina. La banda, 4 persone di cui 3 già identificati, si è avvicinata ad alcuni turisti mentre parlavano fra loro seduti su alcuni sdraio. Un attimo ed uno dei malviventi ha afferrato la borsa ed un cellulare e poi è fuggito. Subito le vittime si sono alzate per inseguire il giovane rapinatore ma sono state minacciate dai componenti della banda. La rapina impropria è avvenuta nella spiaggia nelle vicinanze di Piazza Mazzini. Ai turisti non è rimasto che rivolgersi ai carabinieri e presentare denuncia. La banda è stata inchiodata dalle telecamere di videosorveglianza che ci sono nella zona e dalle testimonianze delle persone presenti. 3 sono stati identificati, si tratta di trevigiani, 2 ventenni ed un 18enne. Per il quarto è una questione di ore. Tutti sono stati denunciati in stato di libertà per rapina impropria in concorso. E poi a Piazza Azzurri d'Italia, al quartiere Arcella a Padova, dove i residenti sono infuriati con una famiglia rom che ha occupato il parco. Residenti dell'Arcella esasperati da qualche settimana il camper di una famiglia di nomadi sosta davanti al Parco delle Campanule in Piazza Azzurri d'Italia. Alcuni cittadini hanno inviato alla nostra redazione queste foto: panni stesi sulle sedie, posizionate lungo la recinzione dell'area verde, rifiuti ovunque. L'altro giorno, sotto la calura dell'ora di pranzo, hanno anche acceso un fornello e cucinato del cibo. Spesso si vedono bambini, anche piccoli, lasciati soli nel parco, raccontano. I residenti, per paura, non vogliono parlare ai microfoni, ma hanno più volte chiamato la polizia locale, che è arrivata sul posto, se n'è andata poco dopo senza fare nulla. Quando i nomadi sono al parco per noi è impossibile andarci, dicono i cittadini. Fanno il bucato e lavano i bambini nella fontana e poi riempiono di rifiuti tutta l'area verde. Nel telegiornale di ieri sera abbiamo dato notizia di una segnalazione di un nostro telespettatore che denunciava la condotta alla guida di un autista della CTV sulla linea Padova-Venezia. Oggi è arrivata la risposta dell'azienda. Non è passata inosservata la denuncia del nostro telespettatore che segnalava di aver viaggiato su un autobus della CTV diretto da Padova a Venezia, guidato da un autista più impegnato a leggere e spedire messaggi sul cellulare che a controllare la strada. Una condotta documentata da una serie di video girati in alcune tratte del percorso, nel quale si vedeva come il mezzo fosse condotto con una mano sola sul volante, mentre l'altra era impegnata a digitare sullo smartphone. Il capo chino a leggere messaggi e solo sporadicamente rialzato per una controllata alla strada. Il telespettatore aveva inviato una segnalazione anche direttamente alla CTV e l'azienda si è subito mossa. Contattata dalla redazione ci ha fatto sapere che, come avviene per ogni segnalazione, anche questa è stata prontamente girata all'esercizio di competenza, cui ora spetterà eseguire tutte le opportune verifiche del caso, una fase dalla quale discenderanno eventuali interventi di carattere disciplinare. Questi, parlando in generale, possono essere di varia natura, passando da richiamo verbale a quello formale fino all'ammenda e a ore o giorni di sospensione nei casi più gravi. Penso sia una cosa vergognosa e ringrazio il cielo non sia accaduto nulla, ha scritto il telespettatore che ci ha inviato il video. Sappiamo che tutta la riviera del Brenta è circondata da canali e se per caso il bus sbandava, cose che non dovrebbero mai, e dico mai, capitare. E allora sono tante le segnalazioni come questa che riceviamo dai nostri telespettatori. Ecco lo strumento che dovete utilizzare se avete piacere di raccontarci quel che accade. Lo dico d'antenna, redazione @antena3.it, chiamate allo 0422 023 0898 oppure inviate un sms, anche qui foto o video, al 351 1755 340. Pochi istanti di pubblicità e poi torniamo a parlarvi del piccolo Joe.
Torniamo in diretta al telegiornale del Veneto, grazie alla vostra solidarietà tutto questo è possibile, cioè l'operazione per il piccolo Joe che si trova, sapete, già in America, ma prima dell'intervento una piccola vacanza per cancellare paure e timori. Il piccolo Joe e la sua famiglia comunque sono pronti. Non si ferma la solidarietà per sostenere il piccolo Joe in questa sua avventura verso una nuova vita, con una nuova gambina che gli permetterà di correre e giocare con e come i suoi amichetti, ma soprattutto con la sua inseparabile sorellina Miriam. In attesa del primo delicatissimo intervento che il professor Paley eseguirà nella sua clinica in Florida, un benefattore ha voluto rendere più leggera, ma soprattutto e comprensibilmente, diciamo noi, meno tesa e angosciante, l'attesa con una breve vacanza alle Bahamas. Un regalo che la coraggiosa mamma Erika ha voluto subito condividere con tutti voi telespettatori attraverso i social, ringraziando ancora una volta chi a ogni grado e livello sta dimostrando una generosità incredibile. In questi tempi in cui l'essere solidali, pronti ad aiutare il prossimo, chi è in difficoltà, pare così anacronistico, ma voi telespettatori continuate a stupirci e continuate a stupire questa famiglia di Piazzola, oggi unita più che mai. Erika nell'ultima intervista prima della partenza per Miami, lo ricorderete, aveva espresso la sua paura, i suoi timori. Anche se non siamo pronti, Giovanni avrà la sua gamba. Perché dici non siamo pronti? Perché l'agitazione, comunque il fatto di sottoporlo a un altro intervento, il fatto di, cioè l'ansia comunque mentre lui è in sala operatoria, tutta la riabilitazione, il dolore che comunque dovrà sopportare con questo fissatore, però mettiamola così, pensiamo che fra 8 mesi Giovanni farà le sue corse. Il nostro cucciolo farà le sue corse. I timori restano, certo, è inevitabile, ma sono meno pesanti da sopportare perché lei sa che accanto alla forza e l'energia di tutti voi. E allora, aspettando giovedì 11 luglio, data dell'operazione, l'augurio che questi giorni siano dedicati a ricaricare tutte le batterie per affrontare la battaglia del loro e del nostro piccolo Joe. Solo per darvi un'immagine di quanto è successo sulla A4, poco dopo le 18, quindi da meno di un'ora è stata riaperta, ecco l'immagine della cisterna bruciata all'altezza di Arino, direzione Milano. Più di 50 titoli per oltre 220 serate di spettacolo tra Venezia e Padova, il Teatro Stabile del Veneto presenta la sua nuova stagione. Il pubblico del Teatro Stabile del Veneto è aumentato del 15%, gli abbonati addirittura del 35%. La stagione 2019-2020 riparte da questi numeri, rivendicati con soddisfazione nel corso della presentazione del programma di spettacoli che si divideranno tra il Goldoni di Venezia e il Verdi e il Maddalene di Padova. Lei ha detto il teatro era occupato, lo abbiamo liberato da storie radioattive. A chi si riferisce? A tutti quelli che hanno fatto del teatro la casa di pochi e non di tutti. Noi siamo inclusivi. Ideologicamente noi oggi produciamo uno spettacolo su Moravia e produciamo Pirandello, che come tutti sanno è stato accademico d'Italia in anni ormai innominabili. Io dico che questa roba qui deve andare avanti, deve ritornare a essere il teatro di Arlecchino che non è servitore di nessun padrone. Venezia e Padova ospiteranno più di 50 titoli per oltre 220 serate di spettacolo, in un cartellone che spazia dal comico al drammatico, dal classico al contemporaneo, con diversi nomi noti e un occhio all'attualità veneta, uno spettacolo dedicato al crack delle popolari e un altro ai tremendi effetti della tempesta Vaia. C'è qualcosa di cui è particolarmente orgoglioso in cartellone quest'anno? La quantità di produzioni che siamo riusciti a mettere in fila, che siamo riusciti a realizzare, ovvero che realizzeremo perché alcune, come avevo detto poc'anzi in conferenza stampa, debutteranno nei nostri teatri in prima nazionale, e anche di questo siamo molto soddisfatti perché i teatri di Padova e di Venezia non sono abituati, erano da tempo disabituati ad avere l'occasione di debutti nazionali di spettacoli che vengono realizzati proprio nei luoghi della produzione. Questo ci rende molto orgogliosi. Quella 2019-2020 sarà una stagione stellare, promette il cartellone, con un astronauta che celebra il 50° dello sbarco sulla Luna.
Il Teatro Stabile è il teatro del Veneto, è il teatro del territorio che racconta la storia di questa grande arte che ha trovato sin dall'antichità nel Veneto una terra fertilissima, con la commedia dell'arte pensiamo per esempio. Ecco, quindi è oggi una grande realtà, una grande istituzione culturale che vuole mettere insieme le migliori energie che il nostro territorio, che la nostra regione può offrire. A 20:10 questa sera la tragedia di Cecilia, la piccola di 12 anni morta per le conseguenze dell'incidente con il motoscafo di Famiglia domenica. In studio gli uomini della Guardia Costiera Volontaria intervenuti a Venezia domenica, Luciano Vanacore, Michele Carrer ed Enrico Andrea. È tutto, grazie per averci seguito, adesso previsioni meteo, buona serata. Benvenuti al meteo. L'alta pressione cede lievemente, ecco che sulle nostre regioni potrebbero innescarsi dei temporali, localmente anche di forte intensità. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo bel tempo ovunque nella prima parte della giornata. Col passare delle ore non si escludono degli acquazzoni sui settori alpini in propagazione anche alle aree pianeggianti circostanti. Attenzione perché i fenomeni potrebbero risultare anche intensi e localmente accompagnati dalla grandine. Temperature minime tra 18 e 24 gradi, valori massimi sempre piuttosto caldi, oscillanti tra i 29 e i 32 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento dappertutto al mattino e con qualche rovescio invece sui monti e localmente fin verso le pianure a partire dal pomeriggio. Anche in questo caso possibili temporali intensi. Temperature minime tra 22 e 24 gradi, massime oscillanti tra 30 e 32 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato al mattino, poi col passare delle ore saranno possibili dei fenomeni instabili, localmente anche violenti e con grandine. Temperature minime tra 18 e 19 gradi, massime tra 30 e 31 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento meteo. Arrivederci.